Sesta corsa, premio Orogel Fresco Challenge Roberto Andreghetti, quinta prova. Cavalli anziani di categoria A e di categoria B. Tra i migliori cavalli appena sotto la primissima categoria sono solo 5 a dar spettacolo in questa prova di alta qualità. All'1 Cienfuegos Laumar, René Legati, 2 De Rouge, Vincenzo Gallo, 3 City Lux, Riccardo Pezzatini, 4 Atic DL, Pietro Gubellini, 5 Cuba del Duomo, Giampaolo Minnucci. Start che inizia a prendere velocità gradualmente sulla curva di sinistra, si prepara ad entrare in retta per il lancio dei 1660 metri da percorrere. Come al solito piano Cienfuegos Laumar. Via. De Rouge da Atic DL subito alle prese. De Rouge che vuol correre davanti, lo ha fatto capire chiaramente. Pietro Gubellini si adegua in seconda posizione, non fa match sin da subito. Così De Rouge può concedersi di rallentare se Vincenzo Gallo lo riterrà opportuno. Per il momento spara un 14 di prima frazione. Atic DL in seconda posizione, City Lux in terza, muove subito Cienfuegos Laumar. Adesso vediamo le scelte di Pietro Gubellini con Atic DL, 400 in 29 spaccato. Arriva all'esterno Cienfuegos Laumar, rimane lì Atic DL. E così De Rouge al comando, Atic DL in seconda posizione in corda, di fuori scoperto Cienfuegos Laumar, in pariglia Cuba del Duomo. Alla corda in ultima posizione rimane City Lux. Passaggio davanti alle tribune. De Rouge in vantaggio, di fuori Cienfuegos, in corda Atic, pariglia per Cuba del Duomo, alla retroguardia rimane City Lux. 58,8 per i primi 800 metri di corsa. Prosegue in vantaggio la 5 anni da Varennes sulla curva di destra. Sempre nella sua sci Atic DL, di fuori Cienfuegos Laumar, il chilometro in 1:13,5 per De Rouge che è in vantaggio. Cienfuegos che prova ad aumentare i colpi all'esterno, insiste Cienfuegos Laumar che attacca De Rouge a 400 metri dalla conclusione, il parziale violento sulla retta di là, c'è 13,9 sul cronometro, insiste Cienfuegos Laumar che attacca De Rouge, tende a passare. Cuba del Duomo segue le mosse di Cienfuegos. City Lux che viene in mezzo alla pista, attende disperatamente l'open stretch. Atic DL, la retta arrivo per Cienfuegos Laumar che è in vantaggio. De Rouge ancora viva di dentro. City Lux a centropista, lo scatto di Atic DL in open stretch. Cienfuegos in vantaggio, ci prova City Lux. City Lux che va su Cienfuegos. City Lux che stampa Cienfuegos Laumar al terzo posto. Atic DL 29,1 ad arrivare la versione bella di City Lux e Riccardo Pezzatini che è guidatore, allenatore, proprietario del 6 anni da Wishing Stone, che nel finale giustizia un Cienfuegos Laumar che se la sarebbe anche meritata, ma City Lux è il più fresco in arrivo, scatta a centropista con 200 metri conclusivi fulminanti, brucia sul traguardo Cienfuegos Laumar, al terzo Atic DL in numeri 3, 1, 4, l'ordine d'arrivo preliminare della sesta.